Di cosa mi sono scocciato? Non dico di vivere perché la vita è bella, ma del contorno intorno, che è stanca. Quello. Siamo... Io faccio il tassista, allora io a Napoli la vivo intensa. È quello che si vede incominciando dall'amministrazione comunale, che non se ne importa di niente di questa città, è tutto allo sbando. Ma di tutto con questo sindaco che abbiamo, perché non funziona Napoli, anche perché come vede ha fatto una pista ciclabile che va sui marciapiedi, vicino ai negozi, poi se andiamo a vedere dietro al cimitero c'è una sporcizia che non finisce mai. Nella Pigna Secca addirittura gente che cammina avanti e indietro senza casco. A 3, a 4 su motociclette, bambini, che poi è un'isola solo per i pedoni, invece ci passano camion, biciclette, motociclette, macchine, insomma è un disastro, stiamo in una situazione proprio strana. Una città che va alla deriva, è un degrado continuo. Non ci sono fioriere, non c'è pulizia vicino ai cassonetti, si puliscono le strade principali, le secondarie si lasciano trascurate. C'è una città che proprio va veramente alla deriva ed è una cosa pietosa. Tante cose purtroppo che non vanno. A elencare ci vuole un mese, spazzatura, civiltà, un po' di tutto. Per il resto poi abbiamo una cattiva governo. Della malavita, che non si può vivere più, che abbiamo paura per camminare per strada. Di come viviamo per quanto riguarda i trasporti urbani sicuramente. È un'avventura ogni giorno dover prendere il pullman. Napoli è una città invivibile per il traffico, i semafori, gli assessori che stanno al comune per il traffico non vivono la città, non sanno le problematiche. Cioè, io cammino con la moto, faccio libero professionista, ma non si può camminare. Questo è uno dei tanti aspetti. Poi